Inizierà da domenica anche nel territorio dell'Ulster e Serenissima la campagna vaccinale contro il Covid-19. Le fiale della Pfizer a disposizione saranno 120, appannaggio per primi di medici, infermieri, operatori e sanitari impegnati nella continuità assistenziale. Lo ha detto stamani il direttore generale dell'ULSS Giuseppe Dalben nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento relativa ai dati del contagio. I vaccini saranno somministrati nelle sedi di Venezia, Mestre, Chioggia e Dolo a coloro che per primi hanno dato la propria disponibilità. Dalben ha osservato come non vi siano state resistenze in merito, anzi la lista di coloro che si sottoporranno va oltre le esigenze del personale in prima linea contro il virus. Quest'ultimo sarà rivaccinato con la seconda dose dopo 20 giorni o un mese. In tutto il Veneto arrivano 874 fiale, che in Italia ammontano a 9.000. Un segnale di speranza, ha detto Dalben, che proseguirà a gennaio, sempre su base volontaria, con la vaccinazione delle categorie più a rischio, primi fra tutti gli anziani. Anche stamane, comunque, i reparti di pronto soccorso degli ospedali veneziani sono stati presi d'assalto da persone che avvertono i sintomi dell'infezione. Tuttavia il direttore generale non solleva alcun allarme riguardo alla situazione dei posti letto. Delle 92 terapie intensive attivate, 54 sono occupate da pazienti virali e 13 sono libere. Al momento quindi non si avvede la necessità di implementare ulteriori 12 posti. Anche nell'area metropolitana di Venezia il 10% circa di chi esegue il tampone viene riscontrato positivo. I vertici sanitari hanno fiducia soprattutto per l'andamento delle case di riposo, dove la situazione sta migliorando nonostante i picchi raggiunti in questi giorni da alcune realtà. Dal massimo di 494 ospiti contagiati il 12 dicembre si è scesi a 380 oggi. Più modesta è la diminuzione dei positivi tra gli operatori, da 248 a 230. In tutto, a stamane sono 9.510 positivi nel territorio dell'Ulster e Serenissima, 152 ogni 10.000 abitanti, con 443 ricoverati, di cui 395 nei reparti non critici. La media, ancora preoccupante, è di 400 positivi al giorno nell'ultima settimana, con 30 ricoveri quotidiani e 15 dismissioni. In pratica, per un negativizzato che esce, 2 positivi entrano in ospedale. Non lasciatevi andare, è il messaggio del direttore Dalben per le feste. Proseguono assai spediti i lavori di manutenzione straordinaria al ponte translagunare delle Trezze, al fine di rispettare la volontà espressa dall'ANAS di arrivare a conclusione entro il 31 dicembre. La scorsa notte le squadre dell'Opera hanno rimosso i New Jersey di cemento che dividevano la carreggiata in prossimità del cantiere, lungo il tratto di strada in direzione Ravenna che da questa mattina viene asfaltato. Per domani, vigilia di Natale, è prevista la disinstallazione dei segnali stradali collocati prima e dopo l'area di lavoro in entrambi i sensi di marcia. Le opere, iniziate il 7 ottobre scorso, sono andate avanti senza intoppi fino al ripristino del manto stradale lungo la corsia in direzione Venezia. A questo hanno fatto seguito la manutenzione della soletta, il rifacimento dello strato impermeabilizzante, la realizzazione della nuova pavimentazione e le migliorie all'intradosso dell'impalcato che non hanno pregiudicato la transitabilità del ponte. ANAS prevede appunto di completare le lavorazioni che necessitano del senso unico alternato di circolazione entro la fine dell'anno, con il conseguente smantellamento del cantiere e del semaforo e il ritorno dai primi di gennaio al traffico normale, di conseguenza con risparmio dei tempi di viaggio. L'importo complessivo per l'esecuzione degli interventi ammonta a circa 2 milioni di euro.
Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Chioggia, lo scorso 11 dicembre, l'Assemblea cittadina ha riconosciuto l'esistenza di un debito fuori bilancio ammontante a poco meno di 10.000 euro, in seguito alla sentenza del Tribunale del Lavoro che ha dato ragione a un dipendente dell'ufficio del giudice di pace, il quale era ricorso contro un rimprovero scritto dalla commissione disciplinare. L'impiegato si era opposto alle contestazioni e aveva rilevato, anche attraverso testimonianze, come pur dovendo svolgere le funzioni di cancelliere veniva sfruttato in un contesto nel quale il comune è stato giudicato eccedere nelle mansioni. La contestuale sanzione disciplinare è quindi decaduta assieme alla causa, che ha imposto all'ente di adeguare la differenza retributiva al funzionario, appunto pari a circa 9.500 euro. La relativa determinazione dirigenziale è stata pubblicata e annuncia la liquidazione del dovuto nei prossimi giorni. Lo stesso dipendente aveva rinunciato a ricorrere per indennità di amministrazione, pur considerando che egli stesso aveva chiesto un incontro a 2 dei capi ripartizione dell'ente, incontro che afferma essergli stato negato in via preliminare. Il Comune ha tuttavia già avanzato ricorso contro la sentenza del Tribunale del Lavoro e sarà discusso nel febbraio 2022. L'impiegato si dice comunque ottimista rispetto al suo futuro esito. I ritmi serrati del campionato di Serie D impongono il ritorno in campo anche il 23 dicembre, dopo gli incontri dello scorso sabato e domenica. L'Union Clodiense torna dopo 50 giorni nello stadio di casa per affrontare l'Union San Giorgio Sedico e cercare la quarta vittoria consecutiva. A tenere banco in casa Granata però è l'improvvisa notizia della partenza del Rullo Ferretti, oggi molto probabilmente all'ultima presenza in Laguna. Il centravanti di La Plata, salvo colpi di scena, tornerà a Imola dove abita la famiglia. Uno shock per l'ambiente, dato il grande amore reciproco tra la punta e la tifoseria chioggiotta, i compagni e la società, ma che appare ormai irrevocabile per un giocatore di 36 anni, il quale ha girato a lungo l'Italia e segnato in ogni dove, fino alla doppietta di sabato scorso a Mestre. Non un elemento prescindibile o indifferente, va da sé. Il puntaro argentino a Chioggia è cresciuto e diventato adulto ed è tornato di classe superiore, ancora integro, volenteroso ed efficace. Ferretti cercherà di buttarla dentro anche in quello che pare essere il suo ultimo match al Ballarin. Alle 14.30, porte chiuse, diretta video nella pagina Facebook ufficiale della società, la squadra allenata da Antonio Andreucci scenderà in campo forte di tutti i propri effettivi, escluso il portiere Amatori che tornerà ad allenarsi a gennaio. Esce dalla squalifica infatti l'altro attaccante Brian Joé, eppure il giovane Nicolo Stalla si è rimesso in sesto dall'infortunio. Possibile il turnover di alcuni elementi rispetto all'ultimo vittorioso incontro. Dal canto suo, l'Union San Giorgio Sedico sta vivendo un momento non facile. La rivoluzione di mercato in atto ha portato molti elementi ad allontanarsi dalla neopromossa bellunese, tra cui l'attaccante Dario Sottovia che si è sistemato al Chiarlin Smuzzane. In entrata invece l'ex terzino dell'Union Clodiense Alex Ostojic, reduce da una buona annata in Laguna. Alla guida tecnica era stato chiamato poche settimane fa il marinante Luca Tiozzo, che però ha squalificato per 4 mesi in seguito a frasi offensive contro Gracian Aliou. Attenzione andrà prestata soprattutto all'altro goleador Agostino Marcolin, che nello scorso campionato castigò il Granata a domicilio con la maglia del Cartigliano. La partita del Ballarin sarà arbitrata da Filippo Balducci della sezione AIA di Empoli. Libri contro la crisi. Succede proprio dietro Piazza San Marco, dove il polmone verde dei Giardini Reali diventa anche riserva di ossigeno per la mente grazie alla lettura.
Una raccolta di libri ai giardini reali è l'iniziativa promossa da Venice Gardens Foundation per allestire una biblioteca nelle serre che contornano il padiglione del caffè, lì dove la Serenissima fece costruire un magazzino per le granaglie pubbliche, poi distrutto da Napoleone proprio per realizzare i giardini reali. Dopo il restauro botanico e architettonico dell'intera area, la fondazione, presieduta da Adele Re Rebaudengo, che gestisce in concessione gli spazi, mira a completare il recupero di un luogo entrato subito nel cuore dei veneziani. Il progetto bibliotecario è avviato con le strutture in stile Liberty che hanno già iniziato a riempirsi di volumi e arredi appositi ed entrerà a regime progressivamente nel 2021. Il nucleo della collezione sarà dedicato alla natura e ai giardini. La Serra Grande The Human Gardens ospiterà libri e trattati di approfondimento di carattere scientifico, mentre la Serra Piccola nel lato est del parco conterrà libri e riviste tematiche che potranno essere lette anche all'esterno, sulle panchine dei giardini reali. L'iniziativa intende costruire un fondo libraio relativo alla cultura europea del giardino, raccogliendo testi e documenti e promuovendo la traduzione di volumi fondamentali nell'ambito naturalistico, anche in vista dell'istituzione di una scuola triennale di alta formazione per giardinieri del patrimonio.